Secondo Timoteo, capitolo 3. Abbara a te che pericolo l'ultimo giorno. E a sapere pure che arriva all'ultimo tempo ci saranno giorni assai terribili. L'uomo ne penseranno solo ai fatti loro, saranno picchi, smargiassi, chi in audanza e stemmature. S'avuteranno contro il padre e contro la mamma, non avranno riconoscenza per nessuno e non alleveranno manche cose sante. Saranno senza amore, lustate in tuo cuore, buciarde, scostumate e scrianzate. Saranno chi ne violenze, ne misero bene, traditori accecate e audanze, attaccati più e maniera la carne che a Dio. Avranno solo la scorza della pietà e anniieranno tutta quella forza che viene rintacca la fede. Guardate buono tutta questa gente, rinda chi snumbra ci stanno certe persone che trasano rinda e casa e sono capaci a cavallare certe femminelle, cariche peccate, incatenate a ogni sorta e ardenza. Sono femminelle sempre pronte a s'imparare, ma non arriveranno mai a conoscere la verità. E pigliando esempio a Iannis e a Iambres, che si mettettero contro a Mosè, guardate pure buona quelli che si metteranno contro la verità, perché sono persone che tendono a capa sbagliata e la fede loro non conta niente. Sta sicuro che tutti questi non faranno mai profitto della verità, perché tutta la scemità loro sarà spalafacata assai ampressa, innanzi all'occhio di tutti i lati, proprio come succedette perché gli fa chiaro lo passato. Elogi a Timoteo. Tu invece sei stata sempre vicino a me e mi sembrate che sempre tutto è imparato mia e hai avuto che la stessa capacità mia e fatica, che gli stessi progetti mia, che la stessa fede mia, che la stessa pazienza mia, che lo stesso amore mio e che la stessa sofferenza mia. E viste tutte le sofferenze mie, tutte le dormienti mie, pure quelle che mi sono cadute in cuore in da città di Antiochia, a Iconia e all'Istri. E con tutte queste, Signore, mi ha sempre liberato tutte queste malapatenze. E poi, tutti quelli che vogliono rimanere fedeli a Dio e uniti a Gesù Cristo, avranno a malapate pure loro tutte queste sofferenze. Per tutti gli uomini infame e bugiarda sarà sempre peggio, perché saranno dentro lo stesso momento imbruglione e imbrugliate. Tu invece rimani fermo e fedele che è la verità che ti ha già fatto imparare e che tu sei sicuro perché sei buono a chi te l'ha imparata. Tu conosci le sacre scritture, già quando era ancora non hai un cielo. E beh, sono proprio queste che ti potranno istruire per te far arrivare in la salvezza, per mezzo che la fede in Gesù Cristo. Tutto quello che sta scritto in Bibbia è parole di Dio è assai buono per far conoscere la verità, per far capace, per far giusta e sbaglia, per aiutare a campare in una maniera giusta. E così ogni persona di Dio potrà essere sempre pronta e sempre preparata per fare ogni opera buona.